Diciamo che in tempi di ristrettezze economiche della macchina pubblica penso che questo sia il giusto connubio, cioè utilizzare le risorse per le questioni emergenziali o soprattutto per il sociale dove sicuramente non possono essere tagliate e cercare quella sinergia tra pubblico e privato che esiste già e comunque anche in ambito sociale, e in Veneto abbiamo dimostrazioni con migliaia e migliaia di associazioni di volontariato che vengono finanziate tanto dal pubblico quanto anche dal privato, per portare nei territori che magari non sono normalmente predisposti delle mostre che sono uniche nel suo genere, come questa a Belluno. Love come amore per la cultura, amore per l'arte, amore per il territorio, amore per la città di Belluno, per la meravigliosa città di Belluno, perla delle Dolomiti. È questa mostra davvero tra le più iconiche che la città ha organizzato negli ultimi decenni, in un connubio virtuoso tra il pubblico e il privato, perché l'amministrazione comunale di Belluno e in particolar modo l'assessorato alla cultura, in sinergia col signor sindaco di Belluno, ha lavorato con 24 sponsor privati per rendere possibile questa offerta culturale di grande spessore e di alto livello a beneficio veramente di tutti, perché i visitatori, oggi abbiamo raggiunto la soglia e superato la soglia meglio di 6.000 visitatori, sono di tutte le età e di ogni provenienza d'Italia e del mondo. È una mostra importante che fa riflettere, che fa amare la cultura, che fa amare l'arte in un contesto meraviglioso qual è quello di Palazzo Fulcis, che è il museo principale della città di Belluno e che è come contenitore e come contenuto a sua volta bellissimo. Quindi la contaminazione tra il passato e il presente, tra l'arte di un tempo e l'arte contemporanea rappresentata da quel genio poliedrico che è stato Andy Warhol è sicuramente un elemento di vanto e di orgoglio per noi in primo luogo come cittadini e poi come amministratori pubblici da offrire al beneficio della città, per il bene della città stessa e per il bene fondamentale della cultura che non mi stancherò mai di ripetere essere cibo per l'anima è l'unica droga che crea davvero indipendenza. La genesi del progetto è partita dall'incontro con Gianfranco Rosini, quindi la sua collezione di Andy Warhol che poi è stata portata in mostra, e poi abbiamo fatto esattamente quella che viene chiamata tecnicamente un'attività di fundraising, quindi di raccolta di fondi e di intercettazione delle aziende del territorio. Siamo partiti proprio sulle aziende della provincia e devo dire che abbiamo trovato un grande entusiasmo e subito diciamo una risposta positiva. Questo ovviamente ha facilitato, anche se è stato impegnativo in termini di tempo, però ha facilitato poi l'effettiva realizzazione. E a quel punto lì ci siamo diciamo, coordinati con il Comune per la realizzazione effettiva, quindi la concessione del museo e la realizzazione effettiva. Per quanto riguarda invece il piano comunicativo, diciamo, possiamo lavorare su due punti. Uno che è stata il vincolo che dà la Andy Warhol Foundation per l'utilizzo delle immagini, quindi avevamo dei colori limitati, alcune immagini limitate da poter utilizzare ed è stato tutto vagliato appunto dalla fondazione. Per quanto riguarda invece il piano comunicativo abbiamo cercato di coprire tutto il Triveneto, poi ovviamente con l'online l'ufficio stampa è andato anche fuori per fare in modo che le persone venissero sì a vedere la mostra e anche in quell'occasione a visitare Belluno, che è bellissima ma non è sempre così comoda o così al centro diciamo della comunicazione.